alla funzione pubblica. Però se noi non ci poniamo il problema del controllo dei lavoratori sugli enti, se noi non ci poniamo il problema del che fare rispetto alla smantellazione della cosa pubblica. Se oggi siamo qui in piazza con decine di RSU degli enti previdenziali per protestare contro la legge di stabilità che prevede in una norma un taglio agli stipendi dei lavoratori degli enti previdenziali di circa 5.000 euro all'anno. Le amministrazioni secondo noi dovrebbero prenderli dalle esternalizzazioni procedendo alla reinternalizzazione di tutte le attività, azzerando le consulenze esterne. L'INPS, l'INAIL saranno soggetti non più presenti sul territorio ma solo via telefono e via web. Si fa cassa sulla pelle dei lavoratori dipendenti, si fa cassa sulla pelle dei cittadini aumentando l'IVA, la crisi continua a essere pagata unicamente dalla parte della popolazione che sta peggio, che non ce la fa arrivare alla fine del mese, la parte dei lavoratori dipendenti. Ritengo che questi professori abbiano fatto gli interessi unicamente della grande finanza, del potere economico europeo, abbiano eseguito i diktat dell'Unione Europea, della Banca Centrale Europea, del Fondo Monetario Internazionale. Sono stati messi lì perché serviva che qualcuno facesse il lavoro sporco e loro lo stanno facendo a fondo, questo lavoro sporco, contro i lavoratori, contro i cittadini. Questo Paese avrebbe bisogno di una politica completamente diversa, avrebbe bisogno che chi siede in quel Parlamento faccia effettivamente gli interessi dei cittadini e da chi è stato votato. L'emendamento che l'Italia dei Valori sta presentando, l'emendamento che ci hanno consegnato adesso all'incontro è un emendamento che in qualche modo risponde a quello che noi chiedevamo, perché toglie qualsiasi riferimento dall'articolo 4, toglie qualsiasi riferimento all'articolo 18, alle risorse dell'articolo 18. Quindi abbiamo ringraziato l'Italia dei Valori, la firma è l'onorevole Paladini, il Presidente Borghesi, abbiamo ringraziato l'Italia dei Valori per questo intervento. Siamo con voi, abbiamo fatto una battaglia all'interno del governo, all'interno del Parlamento, scusate, all'interno del Parlamento, anche in unione con gli altri gruppi. Però adesso dovete chiedere agli altri gruppi che cosa hanno intenzione di fare su questa partita, perché noi siamo con voi, abbiamo la stessa idea, anche perché la Ragioneria Generale dello Stato su questo argomento aveva detto che non ci sarebbe stato un vantaggio economico, quindi dei risparmi per il governo, e quindi chiedere a chi ha già versato dei contributi per poter unificare i contributi presenti nei due enti principali, INPS e INPDAP, diciamo, pubblici e privati. La ricongiunzione non può essere onerosa, non si possono chiedere, come si stanno chiedendo, centinaia di migliaia di euro a persone che hanno già versato i contributi. Anche su questo il gruppo, il Presidente e l'onorevole Paladini, il Presidente Borghesi e l'onorevole Paladini si sono resi più che disponibili, hanno detto noi la battaglia l'abbiamo fatta, la stiamo facendo. Basta! Oramai non è più il tempo delle interrogazioni parlamentari, non è più il tempo di andare dentro a parlare con le commissioni, non c'è più tempo. E allora bisogna fare una cosa, andare alla Procura della Repubblica, come ho fatto io, e denunciarli penalmente, perché solo così l'apertura di un fascicolo alla Procura può mettergli paura. E tutti insieme dobbiamo andare là, perché la mia firma è la rappresentanza della vostra volontà. Io sono disponibile a fare questo, denunciamo come ho fatto con gli altri e appena verrà aperto il fascicolo vedrete come cambiano il rapporto con il lavoratore e con il sindacato, perché è solo questo che gli mette paura, la Procura della Repubblica, perché è gente che ha gli scheletri negli armadi e se aprono quegli armadi sono loro che vanno in galera e noi ci riprenderemo la dignità del nostro lavoro. Forza, forza, io ci sono con voi, sono pronto ad andare alla Procura, firmate questo esposto insieme ai sindacati, io ci metto la firma e voi la vostra forza.